Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo violenta, 2 rapine in centro, protagonista un branco di giovanissimi, 4 sono minorenni, comprese 2 ragazzine, tutti arrestati dai carabinieri. A Messina botte tra giovanissime a Villa Dante, scene shock a pochi passi da bimbi e anziani ripresi al telefonino. La rissa è iniziata come messa in scena, si è spesso trasformata in autentica violenza. A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un giovane di 17 anni prepara biscotti con la droga. Li offre alla madre che finisce in ospedale, arrestato. Dopo la scarcerazione degli 11 fedelissimi di Messina Denaro, allarme del cugino Giuseppe Cimarosa, attivista antimafia. Conoscono i suoi segreti, c'è il forte rischio che si riorganizzino. Catania, non posso vivere accanto all'estintore. A TG Sicilia una donna che abita in via Calliope con l'abitazione circondata dai cumuli di spazzatura che periodicamente vengono incendiati. Oggi, giornata dell'alimentazione in tutto il mondo, diamo un'occhiata alle abitudini non esemplari dei giovani. Saltano la prima colazione, adorano gli snack e il cibo spazzatura e vanno pazzi per gli alimenti proteici. Musica in the Souk, nel Souk, è il nuovo singolo nato dalla felice collaborazione dei Di Rotta su Cuba con Mario Venuti. Calcio, il Catania cerca conferme, a Foggia punta alla 3ª vittoria stagionale in trasferta. Si avvicina il rientro di De Rose. Con una notizia delle ultime ore: femminicidio all'Alba a Solero, in provincia di Alessandria. Giovanni Salamone, un 61enne, ha chiamato i carabinieri confessando di aver ucciso a coltellate la moglie. L'uxoricida e la donna sono entrambi originari della provincia di Agrigento. Ai nostri servizi adesso il centro di Palermo, di nuovo teatro di sconcertanti violenze. Un branco di giovanissimi, quasi tutti minorenni, comprese 2 ragazzine, si scatena in altrettante rapine in pochi minuti e a breve distanza. Pronta la reazione dei carabinieri. Tutti arrestati. Manlio Viola. Ancora bande di ragazzini violente seminano scompiglio nel centro di Palermo, ma stavolta il gruppo è stato individuato e fermato dai carabinieri dopo una doppia aggressione avvenuta nel giro di qualche centinaio di metri fra via Macheda e via Divisi. Quello che colpisce è proprio la giovane età degli aggressori, tutti sotto i 18 anni tranne uno, 2 erano ragazzine. Protagonisti un gruppo di 5 giovani, come detto, un 19enne e 4 minorenni, fra cui 2 ragazze che prima hanno aggredito 2 turisti settantenni tentando di scippare loro borsa e cellulari. I 2 però hanno reagito cogliendo di sorpresa la piccola banda che si è data alla fuga quando ha capito che erano stati chiamati i carabinieri. Ma non contenti, i 5 avrebbero aggredito poco distante un 20enne, accerchiato e malmenato fino a procurargli la frattura del setto nasale per portargli via cellulare e occhiali da vista. Un'ulteriore aggressione che ha dato il tempo ai carabinieri della stazione di Piazza Marina di raggiungere i 5 per arrestarli nella semiflagranza del reato. Le 3 vittime in caserma hanno presentato denunce e riconosciuto i loro aggressori. Le dichiarazioni sono anche state confermate dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Gli arresti sono stati convalidati dai competenti tribunali. Ai 4 minorenni, su richiesta della procura, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Lo studente vittima della rapina è stato medicato all'ospedale civico di Palermo e dimesso con una prognosi di 30 giorni. Un giovane detenuto nel carcere Malaspina ha lamentato un dolore al piede chiedendo di essere trasportato in ospedale. Sentendosi dire dal medico di guardia che non c'era urgenza, ha dato fuoco a suppellettili, lenzuola e materassi, provocando un incendio in cella. Il detenuto è stato successivamente trasferito in ospedale, ma gli esiti radiologici hanno confermato che in realtà stava bene. La retata antidroga di ieri allo Sperone di Palermo mette in luce la drammatica situazione di un quartiere che chiede attenzione per le nuove generazioni, ma è contemporaneamente il centro di produzione e spaccio di droga più grande di Palermo. Marco Gullà ne parla con il parroco del quartiere, Don Di Marzo. Una nuova retata
È un segnale di malessere questo del quartiere Sperone? È un momento di dolore innanzitutto, perché chiaramente si capisce che c'è ancora una piaga che non si riesce a risolvere in questo quartiere. Siamo certi che si riduce il problema sempre più, nel senso che tante famiglie capiscono il danno che fanno con lo spaccio, ma questo dolore che continua a vivere il quartiere nasce da un disagio economico non indifferente, da una mancanza di alternative che dobbiamo dare. Cosa occorre per un cambio di passo del quartiere Sperone, Don Ugo? Gli stessi coinvolti nelle retate, non quest'ultime chiaramente, ma parlo di quelle dei mesi scorsi, degli anni scorsi, spesso hanno cambiato vita, spesso hanno chiesto per i figli una vita diversa, spesso la chiedevano anche quando spacciavano. Questo ci fa comprendere che serve un investimento nelle giovani generazioni, nella formazione, nella loro tutela, nella loro cura, che non significa pensare a chissà quali strutture, ma semplicemente accompagnare il quotidiano. È preoccupato però per l'alto consumo di crack che ormai ha sdoganato praticamente ogni frontiera, ogni quartiere. Prima era soltanto in una determinata fascia della città, adesso insomma è dovunque. Il consumo di crack qui è relativo, qua si vende, qua è molto più grave il problema. Quello che qua spaventa la quantità di merce che viene venduta per tutta Palermo e provincia. Questo è il dramma di questo quartiere. Gli utilizzatori sono veramente pochi e vengono da fuori quartiere spesso, non sono quelli che abitano qui, quelli che usano il crack. Qua il dramma è vedere una produzione continua per Palermo e per tutta la provincia. Da Palermo a Messina, rissa tra le ragazzine immortalata dagli smartphone e fa discutere la violenza del video che vedremo tra poco e che ripropone il tema della sicurezza, non solo a Villa Dante, teatro dello scontro. Francesco Triolo. La rissa tra le tre ragazzine è diventata virale sui social network, ha riproposto il tema della violenza tra giovani e quello della sicurezza nei luoghi pubblici a Messina, ma a Villa Dante, teatro della rissa immortalata dagli smartphone dei giovani che assistevano all'episodio, la polizia municipale effettua controlli quotidiani, altrettanto fanno le pattuglie delle volanti. All'interno del parco c'è un impianto di videosorveglianza che monitora tutto. I controlli quindi a Villa Dante ci sono, ma il tema è più complessivo, come sottolinea il presidente della terza circoscrizione di Messina, dove ricade il parco. Indubbiamente un po' di preoccupazione c'è, ma nella misura in cui alcuni episodi si possono verificare a Villa Dante, ma si possono verificare e si verificano anche all'esterno della villa, si verificano in città. È il tema della movida violenta che si sposta con il modificarsi dei luoghi di aggregazione dei giovani. Sull'episodio denunciato dai consiglieri comunali sono comunque partiti gli accertamenti e la polizia municipale acquisirà le immagini delle videocamere di sorveglianza della villa e il video incriminato per ricostruire intanto i contorni di cosa è accaduto effettivamente. Il video mostra i risvolti cruenti di una zuffa tra giovanissime e l'intervento per dividerle di altri giovani, alcuni dei quali sembrano uscirne anche malconci. Tutto sembra degenerato in pochi secondi e il video porta alla data del 14 ottobre. Rafforzare quelli che sono anche i sistemi di videosorveglianza che già esistono e di vigilanza della villa. Ovviamente tutto questo però, non ci tengo a precisarlo, non deve completamente, minimamente intaccare quello che è stato un lavoro sicuramente straordinario fatto all'interno di Villa Dante, che dopo tanti anni bui all'interno della villa oggi e già da qualche anno, sicuramente anche con la riqualificazione della villa, ha riacquistato una centralità non soltanto per la terza municipalità ma anche all'interno della città. A Bagheria, nel Palermitano, un alunno disabile di 15 anni è stato aggredito e picchiato con una chiave inglese da due coetanei a volto coperto davanti a una scuola, una spedizione punitiva organizzata dopo una lite in classe che era avvenuta qualche giorno fa. 17enne di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, prepara biscotti alla droga e li offre alla madre che si sente male e viene ricoverata in ospedale. È stato arrestato. A Letojanni in manette un 33enne cui viene sequestrata cocaina pura. Laura Spanò. Prepara dei biscotti utilizzando della sostanza stupefacente, poi li offre alla madre che, inconsapevole degli ingredienti utilizzati dal figlio, ne mangia due, ma poco dopo si sente male e per i forti dolori accusati è necessario il suo ricovero all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. È accaduto a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il giovane pasticcere in erba di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Vito per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i militari dell'Arma hanno tra l'altro
trovato 750 grammi di hashish, 40 dosi di chetamina, 220 grammi di marijuana, oltre 2.000 euro in contanti e vari sacchetti di biscotti stupefacenti appena sfornati e pronti per essere smerciati a possibili acquirenti. Il 17enne è stato sottoposto alla misura alternativa del collocamento in una comunità di recupero. A Letojanni invece i carabinieri hanno arrestato un 33enne per spaccio di droga nella sua auto. I militari hanno trovato 2 dosi di cocaina pronte per la cessione del peso complessivo di circa 18 grammi e 10.000 euro in banconote di vario taglio. Nel corso di una successiva perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno poi rinvenuto e sequestrato quasi 100 grammi di cocaina pura ancora allo stato solido, 130 grammi di marijuana e 25 grammi circa di hashish. A Catania nasce una collaborazione tra questura, comune e autorità portuale per tutelare i crocieristi che arrivano a migliaia ogni mese in città. Simona Mazzone. Maggiore sicurezza per i crocieristi che sbarcano al porto di Catania e che spesso sono oggetto di aggressioni a scopo di rapina da parte di malviventi. Si intensificano i controlli di polizia e vigili urbani nell'ambito di una rete di interventi messa in piedi tra questura, comune di Catania, autorità portuale e terminal crociere. Cercare di prevenire i reati e di contrastarli quando vengono commessi è assolutamente dovuto, ma quello che va fatto è anche cercare di cambiare una mentalità che porta poi molti a svolgere delle attività che non costituiscono reato, ma sono delle attività assolutamente illegali. Ecco. I ragazzi della consulta giovanile del comune, una settantina a fasi alterne a titolo gratuito, accoglieranno i turisti. Migliaia arrivano al terminal crociere tutti i mesi, accompagnandoli fino al centro storico. Saranno proprio loro che accompagneranno i nostri turisti, quindi i crocieristi che arriveranno a Catania, fino a portarli al centro della città. Questo lo faranno sia fisicamente, quindi muniti di pettorine con la scritta accoglienza e il logo del comune di Catania, ma anche con l'utilizzo di alcuni QR code che il turista potrà appunto scannerizzare e potrà utilizzare per arrivare fino al centro della città. Non solo i turisti rischiano l'incolumità quando incontrano il soggetto sbagliato, ma anche gli stessi cittadini, come è accaduto 2 notti fa in Viale Libertà, dove una donna in auto con un'altra persona è stata circondata e picchiata da alcuni balordi che poi sono fuggiti. Dopo la scarcerazione degli 11 fedelissimi di Messina Denaro, allarme del cugino Giuseppe Cimarosa, attivista antimafia. Dice: conoscono i suoi segreti e c'è il forte rischio che si riorganizzino. Lorena Dolci. È il parente ribelle, l'unico che ha detto no a quel cognome pesante. Sua madre, cugina di Matteo Messina Denaro, arrestato dopo 30 anni di latitanza, una vita quasi normale condotta a casa sua. Di quel cognome Giuseppe Cimarosa, attivista antimafia, non ha mai avuto paura, come testimoniava Selinunte sul palco dell'evento in ricordo delle vittime di mafia. Malgrado la cattura di Matteo Messina Denaro, che è la mafia per noi, diamogli il suo nome, non chiamiamola mafia qui, chiamiamola Matteo Messina Denaro, non dobbiamo vergognarci di dire questo nome. Io non mi sono mai vergognato, non ho mai provato imbarazzo, ho solo provato imbarazzo nell'esserne parente. Un nome che in pochi ardivano di pronunciare, Iddu lo chiamavano, come il titolo del film in questi giorni nelle sale. Ma adesso Giuseppe Cimarosa è seriamente preoccupato. A suscitare più di un timore è stata la scarcerazione di un gruppo di fedelissimi del boss. La Corte d'Appello di Palermo ha ridotto le condanne per il venir meno dell'aggravante di mafia per 11 tra mafiosi e favoreggiatori che hanno lasciato il carcere per scadenza dei termini di custodia cautelare. Fra loro anche Giuseppe Tilotta e Antonino Triolo, che in un'intercettazione dicevano di voler dare un segnale a quel cornuto di Cimarosa. Il riferimento era al padre di Giuseppe, il primo pentito della famiglia, che aiutò a ricostruire le dinamiche attorno al latitante. La lentezza della giustizia ha rimesso in libertà anche 2 boss al 41 bis, Nicola Accardo e Vincenzo Lacascia. È un intero branco a tornare in libertà, dice Repubblica Giuseppe, che nonostante tutto non ha mai voluto lasciare Castelvetrano, dove organizza spettacoli equestri. Ecco perché è più alto il rischio che si riorganizzino. D'altro canto, conclude, quei personaggi continuano a custodire i segreti di Messina Denaro.
Catania, non posso vivere con l'estintore a un passo. A TG Sicilia, una residente di via Calliope, la cui abitazione è circondata da cumuli di spazzatura, è stata pure assediata dalle fiamme. Tonino De Mana. Convivono con la spazzatura ed è risaputo. Convivono con gli incendi ed è altrettanto risaputo. Fondo Romeo a Catania è il simbolo dell'abbandono e delle periferie dimenticate ed oltraggiate. Le telecamere fortemente volute dall'amministrazione pogliese ci sono, ma a giudicare dalle immagini sono pressoché inutili, non si giustificherebbe altrimenti tale scempio. Chi abita qui o chi lavora qui conosce bene la paura per averla vista in faccia ed ancor peggio sa di vivere sul chi va là, pronto sempre al peggio e pronto a vedersela con ogni tipo di pericolo, dall'Eternit alla diossina, senza contare di trovarsi direttamente circondati dalle fiamme. Esasperata ed arrabbiata questa signora che risiede in via Calliope e che da sola ha dovuto fronteggiare le lingue di fuoco che hanno minacciato la sua abitazione, danneggiando l'area circostante e bruciando parte di quest'albero. Viviamo in mezzo alla spazzatura, in mezzo ai topi, non si può vivere più così. L'albero ha preso a fuoco, le fiamme sono salite fino a sopra. Cioè, sindaco, lei ci deve aiutare, non possiamo vivere più così, in mezzo al panico, la gente arriva, butta la spazzatura dappertutto, non si può vivere più così. Noi abbiamo bisogno del suo aiuto, del suo intervento. Non posso vivere così, con l'estintore a casa. Non solo abitazioni, da queste parti ci sono fabbriche e depositi con materiali altamente infiammabili. Basta poco per scatenare l'inferno. Come ogni mercoledì torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @Telecolor. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14:30 con un'ampia pagina riservata ai vostri messaggi. Stop alla riforma delle autonomie locali in Sicilia. Nonostante le proteste delle donne che chiedono l'applicazione delle quote rosa, il Parlamento siciliano, senza accordo, blocca tutto e spedisce nuovamente la riforma in commissione per la stesura di un nuovo testo. Maglio viola. Resta su un binario morto all'Ars la riforma degli enti locali. Non è servita a molto la doppia manifestazione di ieri, da un lato le donne che chiedono rappresentanza nei consigli comunali, ma soprattutto nelle giunte, una rappresentanza di genere almeno al 40%. Dall'altra parte i sindacati che chiedono un confronto con le parti politiche prima che la legge venga approvata, per modificarne alcuni aspetti che rischiano di aggravare la già difficile situazione di governabilità degli enti locali siciliani, oltre 390, molti in predissesto. Ma dentro il Parlamento di approvare la legge non c'è alcuna voglia. I partiti sono spaccati sia a destra che a sinistra. I 15 articoli della riforma sono divisivi e sul tavolo ci sono già anche 400 emendamenti, 400 richieste di modifica. Per la legge sugli enti locali dunque si profila un nulla di fatto mascherato dal terzo ritorno in commissione per una nuova riformulazione. Intanto i 5 Stelle presentano un ulteriore emendamento e ci mettono il carico, si direbbe in gergo siciliano. Non solo parità di genere al 40%, ma anche la presenza in giunta di un giovane under 30 nei comuni superiori a 15.000 abitanti. Un altro vincolo, un altro motivo di discussione. Oggi giornata mondiale dell'alimentazione è l'occasione giusta forse per dare un'occhiata alle abitudini non esemplari dei nostri giovani. Saltano la prima colazione, adorano gli snack e il cibo spazzatura e vanno pazzi per gli alimenti proteici. Desiree Ferlito. 16 ottobre, giornata mondiale dell'alimentazione, istituita dalla FAO per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla fame nel mondo e promuovere un'alimentazione corretta. Il tema comprende l'importanza di un cibo di qualità che diviene strumento di prevenzione e salute a partire dall'infanzia e dalla complicatissima adolescenza. Saltano la prima colazione, adorano gli snack, soprattutto fuori orario, e riconoscono come pasto principale la cena. Questo è l'identikit dei giovanissimi e il loro rapporto con il cibo. Siamo abituati male, mangiamo molto McDonald's, molte schifezze. Merendine, quindi che posso dire, briochine, la Nutella, la cioccolata. Io mangio sempre, sia quando ho fame che quando non ho fame.
proprio anche mentre studio, che ne so, le patatine, queste cose così. Ma sono moltissime le abitudini degli adolescenti in tema di cibo. Ad esempio, gestire il peso significa restrizioni caloriche e saltare i pasti vuol dire dimagrire. No, secondo me è sbagliato saltare i pasti per dimagrire. A volte mi capita per mancanza di tempo, però in realtà credo che per dimagrire bisogna seguire un'alimentazione sana. E se si parla di giovanissimi e cibo non si può non parlare di proteinomania. Barrette, yogurt, biscotti, ma anche pasta e bevande. Da diverso tempo gli scaffali dei supermercati sono invasi da cibo industriale ad alto contenuto proteico. Le mangio perché mi piacciono, ma non perché siano proteiche o cose del genere. Ogni tanto la barretta la uso, ma sempre io ritengo che se tutto viene usato con moderazione ed equilibrio puoi mangiare tutto. Vedo un consumo alto, quasi esagerato, di questi prodotti proteici che troviamo nel supermercato. Allora, ragazzi, questi prodotti sono pieni di conservanti e fanno male alla salute nel lungo termine. Piuttosto è meglio di avere un rapporto proteico in un piano alimentare fatto da una professionista come un nutrizionista o dietologo. Musica, la collaborazione fra i Dirotta su Cuba e Mario Venuti ha dato vita a un brano raffinato, frutto della felice fusione del jazz italiano con il più moderno cantautorato siciliano. Ascoltiamolo con Simona Mazzone. Salgo sull'aereo, non mi importa chi sta a terra e così sia. Musica reale e voci autentiche senza deviazioni. La collaborazione artistica tra Mario Venuti e Dirotta su Cuba, guidati dalla storica frontwoman Simona Bencini, ha fatto centro. Ne è uscito un brano fluido, senza tempo, accompagnato da un videoclip intrigante con regia e ideazione a cura di Lino Costa. Si chiama In the Soak ed è già un successo su tutte le piattaforme streaming e radiofoniche. Salgo sull'aereo, non mi importa chi sta a terra, volo via. Il nuovo singolo di Dirotta su Cuba, che si avvale della straordinaria collaborazione con il cantautore Mario Venuti, arriva proprio nell'anno dei loro 30 anni di carriera, 30 anni dall'uscita del celebre brano Gelosia. Gelosia, oh, è come la pazzia, la vive di fantasia e non ti può più dormire, gelosia. Nel 2009 Simona e Mario hanno stretto amicizia sul set del musical Jesus Christ Superstar. Oggi con questa collaborazione si aggiunge un altro successo alla loro carriera. A firmarne musica e testi è il cantautore polistrumentista David Florio, che nella sua carriera ha collaborato anche con Mario Biondi, Irene Grandi e con lo stesso Mario Venuti. Bene, è il momento di una breve pausa, fra poco per il calcio. Il Catania è in cerca di conferme sul campo del Foggia. State con noi, vi aspettiamo. Andiamo con il calcio. Il Catania cerca conferme sul campo del Foggia e punta alla terza vittoria stagionale lontano dal Massimino. Si avvicina il rientro di De Rose. Tonino De Mana. Dalla sconfitta di Giuliano è un Catania che ha cambiato marcia, tanto da portarsi a -2 dalla vetta, virtualmente a -1 se si considera la penalizzazione in classifica. Le avversità di inizio campionato sembra abbiano forgiato il gruppo di Toscano, con i tifosi che gradiscono, oltre alle trame di gioco, anche il carattere dei rossazzurri, fatti ad immagine e somiglianza del tecnico. Il 2-0 all'Altamura, griffato Carpani ed Inglese, ha ormai lanciato in orbita il Catania, che si presenterà a Foggia con le credenziali di chi punta alla promozione diretta, e sarà proprio il terreno dello Zaccheria a fornire le risposte giuste al cospetto di un avversario dal rendimento altalenante ma comunque insidioso, specie davanti al pubblico amico. Dopo le vittorie in fotocopia nel punteggio 3-1 contro Juventus Next Gen e Casertana, il Catania non vuole fermarsi e può contare su una difesa solida che ha pure ritrovato una pedina affidabile che risponde al nome di Gherardi. Fantasia ed imprevedibilità sono invece garantite da Carpani e Gimenez, mentre in avanti inizia a farsi sentire il peso di Inglese, un elemento che ha sempre avuto un buon feeling con il gol. E buone notizie arrivano dall'infermeria, visto che sembra imminente il rientro di De Rose, che sta forzando i tempi, tanto da poter sperare in una convocazione per la sfida di domenica pomeriggio contro i pugliesi. Bene, ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20, grazie e buon pomeriggio.